Quasi 1000 a Porto Empedocle, 500 liberi con in mano il foglio di via. Il sindaco è da Carmina in protesta. Licata, sbarco fantasma. In Sicilia 29 parlamentari in meno alle prossime elezioni. Quasi 100.000 agrigentini hanno votato sì. Ripristinata dai volontari con in testa Mariamico Punta Bianca, bonificata maxi discarica a Canicattì. La città del Gattopardo presenta la sua candidatura a Città della Cultura 2022, un'intera giornata per parlare di un progetto che guarda fino al 2062. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Trasferiti a Porto Empedocle quasi 1000 migranti. Il sindaco prova a fermare lo sbarco, il questore dà il foglio di via a 500 di loro. I dettagli nel servizio. Tensione a Porto Empedocle, dove nella giornata di ieri sono arrivati quasi 1000 migranti da Lampedusa, 760 arrivati con la nave Rhapsody e altri 150 con il traghetto Sansovino. Alcuni di loro sono momentaneamente ospitati alla tensostruttura che si trova a pochi passi dal porto, già peraltro teatro di fughe negli scorsi mesi prima di essere dichiarata inagibile, ed è il sindaco di Porto Empedocle a protestare con forza. Ma mi era stata garantita una modalità che avrebbe comunque messo in sicurezza la popolazione. Invece arrivo qua e vedo che questi che evidentemente non hanno fatto la quarantena se devono salire sulla Galaxy, che a piedi vengono diretti nella tensostruttura che fra l'altro era stata chiusa per disposizione del Presidente della Regione anche per motivi sanitari. E poi mi vengo ad apprendere che libereranno 500 extracomunitari con un semplice foglio di via. Mi avevano detto che quelli che avevano finito la quarantena sarebbero stati accompagnati da un foglio di via, ma non lasciati qua a Porto Empedocle certamente, perché qua a Porto Empedocle avevo rappresentato, noi non abbiamo mezzi con cui queste persone possono allontanarsi dal paese, perché non ci sono gli autobus, non abbiamo un treno, quindi quantomeno di portarli direttamente ad Agrigento dove ci sono i mezzi di comunicazione, c'è il treno Agrigento-Palermo, Agrigento-Catania, ma qua significa condannarli qua a bivaccare in mezzo alla gente, 500 persone, a un paese così piccolo come Porto Empedocle. Evidentemente crea una possibilità di gravissimo pericolo per la popolazione e di disordine per l'ordine pubblico che noi non possiamo gestire. Noi non abbiamo neanche il numero adeguato di vigili urbani e fra l'altro cominciano le scuole, ma che sappiamo questi con un foglio di via che si sa che sono destinati alla clandestinità, che cosa andranno a fare? Ma io ho cercato di contattare direttamente il ministro, perché io ritengo che debba essere informato della gravità di queste situazioni e debba dare risposta a una cittadinanza che è stata davvero martirizzata per 2 mesi. Perché evidentemente non è possibile, da qui si è passato tutto il traffico di Lampedusa, se voi fate le riprese c'è il traghetto da cui sono scesi, la nave Galaxy, l'Ocean Viking. Io penso che ci sia una sorta di discriminazione nei confronti di questo paese, perché non è possibile. Questa nave Galaxy era a Palermo, ora fa Rhapsody, scusate, scendere 500 persone col foglio di via a Palermo, una città di quasi 1 milione di abitanti, non è la stessa cosa di un paesino di 15.000 persone dove non ci sono neanche le possibilità di farli allontanare da qui. Cioè, che cosa vogliono fare? Io non l'ho capito. Fra l'altro a questo punto esprimo anche una grave lamentela di questa cittadinanza, perché il governo ha considerato solo Lampedusa, solo le difficoltà, le ricadute economiche della sola Lampedusa, mentre Porto Empedocle è stato lo specchio riflesso di Lampedusa, tutto il traffico umano, tutto quello che c'è stato di negativo a Lampedusa noi l'abbiamo visto immediatamente con uno specchio riflesso. Non solo, ma qui hanno destinato pure le ONG, le prime ONG soprattutto, la Sea-Watch con 28 positivi, che ha fatto vedere, dato l'immagine di Porto Empedocle come zona off limits di tutta l'Europa, e tutto questo non viene considerato. Uno Stato deve considerare ugualmente i cittadini, non i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Porto Empedocle non è la cloaca da sfruttare, dà una dignità come città, i cittadini empedoclini hanno una dignità e devono essere riconosciuti in egual misura per quello che hanno sofferto, per quello che ha patito questa città, come Lampedusa.
È giusto riconoscere un aiuto a Lampedusa, perciò la Ursula von der Leyen dice che i governi devono riconoscere gli stati frontalieri e poi gli stati frontalieri se ne fregano di un comune di frontiera come Porto Empedocle a cui fanno subire il maggior carico di tutto il fenomeno migratorio italiano. È assurdo, completamente assurdo. No, siete voi qua, avete visto che io ho chiamato di chiedere di mettermi in comunicazione urgentemente col ministro Lamorgese che non ha risposto, del resto non è la prima volta, io non sono mai riuscita a mettermi in contatto. E 500 migranti che hanno concluso la sorveglianza sanitaria con l'ordine del questore di Agrigento devono lasciare entro 5 giorni il territorio italiano. A piedi si sono diretti verso Agrigento, dove fra la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus interurbani sono tutti in attesa di prendere i primi mezzi disponibili per raggiungere il nord. La maggior parte di loro vuole andare in Francia per ritrovare familiari che si sono trasferiti lì da tempo. Diversi agrigentini intanto hanno ripreso i migranti che camminano sul ponte Morandi, chiuso da diverso tempo. Le persone hanno raggiunto il centro città attraverso il viadotto. Sbarco fantasma nella notte allicata sulla spiaggia della Playa. Un natante di piccole dimensioni è stato infatti individuato sulla battigia all'altezza di Mugnos, nella parte iniziale dell'arenile. Forze dell'ordine al lavoro per individuare quanti sono arrivati sulla costa alicatese. Sulla piccola imbarcazione evidenti segni della traversata con diversi indumenti e resti di viveri. 3 nuove vittime del coronavirus in Sicilia, 75 nuovi contagi scoperti, di cui 21 nella missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Dall'inizio della pandemia i morti sull'isola sono 299, gli ultimi decessi si sono registrati in ospedale a Palermo, un 90enne di Trapani e un 80enne palermitano, e a Catania un paziente di 80 anni che era ricoverato. Sul fronte dei nuovi casi si registra un più 75 su 3.102 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta sul 2,4%, poco più alta rispetto alla media generale che è dell'1,38%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute ci sono 203 persone ricoverate, più 9 rispetto a ieri, alle quali si aggiungono 14 pazienti in terapia intensiva, più 1. La buona notizia è che ci sono anche 40 guariti, dunque gli attuali positivi sull'isola sono 2.348. Palermo oggi segna 43 nuovi contagi, Catania più 6, seguono Caltanissetta con 13, Messina 5, Ragusa 3, Trapani e Siracusa 2 ed Agrigento 1. Un passeggero di un autobus di linea è risultato positivo al Covid-19. L'azienda ospedaliera di Agrigento sta rintracciando quei pochi passeggeri, 2 o 3 circa, che hanno viaggiato all'intorno alle 14 di giovedì scorso, 17 settembre, sull'autobus urbano Tua della linea 4, in servizio lungo il tratto che va dall'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento verso il piazzale Rosselli. A scopo precauzionale l'autista del mezzo, pur disponendo di dispositivi di protezione individuale durante il servizio, verrà sottoposto a tampone rinofaringeo e nelle more è stato posto in isolamento fiduciario. Referendum, la vittoria del sì toglie alla Sicilia 29 parlamentari, quasi 100.000 agrigentini hanno scelto di dire sì. Gli italiani con il 69,6% hanno chiaramente scelto per il sì alla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari, lo hanno fatto in un referendum dall'affluenza che ha raggiunto il 53,8%, un dato superiore alle attese e alle paure per l'emergenza Covid. C'è il servizio. Il 75,9% di coloro che si sono recati alle urne in Sicilia hanno dato parere favorevole alla riforma sul numero dei parlamentari, cioè una riduzione dei deputati da 630 a 400 e di senatori da 315 a 200. Netta vittoria per coloro che richiedevano ai siciliani di dare un segnale forte, un referendum dal sapore molto politico. Infatti subito dopo la certezza dei numeri i principali proponenti, cioè 5 Stelle, hanno parlato di risultato storico e Cancelleri, il leader siciliano, ha criticato Musumeci che a suo dire voleva ostacolare il voto non predisponendo un unico giorno per referendum amministrative. In più nulla quindi hanno sortito gli appelli al no del presidente della regione Nello Musumeci e di molti assessori, ma anche da parte di molti della cabina di regia della Lega, quindi ha vinto il sì del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che però ha visto qualche defezione, anche se non tra i big.
In sintesi, la Sicilia dà un forte aiuto ai grillini, dopo che alle scorse elezioni politiche ha premiato i 5 Stelle con 28 seggi su 28. Il 75,9% fa dell'isola una delle regioni più favorevoli dopo Molise, Campania, Calabria e Basilicata. Anche se le regionali che si sono svolte in contemporanea parlano di un Movimento 5 Stelle in ribasso. Ma ritornando al sì, si registra che supera l'80% ad Agrigento e si porta oltre quote 79% in provincia di Caltanissetta, in minor misura ma sempre una quota ragguardevole in provincia di Messina. In provincia di Trapani la percentuale ha raggiunto il 77,7%, una media alta, anche se a Castellammare si è fermata al 69,74%, ma comunque una percentuale di rilievo. Il record invece è stato toccato a Mazara del Vallo, con quasi l'84%. Ad Alcamo, città storicamente grillina, ha vinto il sì col 73,11%. Ma il dato dolente è l'affluenza in Sicilia, 35 elettori su 100, il dato più basso in Italia. Addentrandoci nei dettagli, la media altrove è superiore al 53%. In Sicilia la percentuale è sostanzialmente omogenea in tutte le province siciliane, con eccezione positiva a Enna, che col 41,6% è l'unica provincia dove hanno votato più di 4 elettori su 10, e negativa a Palermo, si è presentato alle urne solo il 33% degli aventi diritto. Il dato dell'affluenza arriva però dopo una giornata dai 1000 intoppi, dalla presidente positiva in provincia di Catania alla carenza di duplicati delle tessere elettorali in una postazione anagrafica di Palermo. In sintesi, un dato complessivo, questo è il referendum, che mette in evidenza la disaffezione dei siciliani al voto, ma anche il dato nazionale non deve far gioire, quindi un altro messaggio a tutta la politica, vincitori e vinti. Amministrative al comune di Agrigento, ieri pomeriggio doppio appuntamento, hanno presentato alla città le liste e gli assessori designati, il candidato sindaco Daniela Catalano e l'uscente Lillo Firetto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Senatore Candiani, qui ad Agrigento oggi a sostenere la candidatura di Daniela Catalano, ma anche il supporto della lista. Cosa pensate di ottenere? Quale consenso pensa la Lega di ottenere ad Agrigento? Innanzitutto un consenso che consenta agli agrigentini di voltare pagina. Lo abbiamo visto e lo abbiamo capito fin dall'inizio, la Lega non è incline al compromesso, soprattutto quando al compromesso vengono sottomessi gli interessi dei cittadini. Abbiamo un programma molto preciso, un programma lineare che si basa innanzitutto sul territorio. Abbiamo una volontà che è quella, tramite Agrigento, di dare anche un esempio alle altre realtà della Sicilia e al resto del Paese. Amministrare da parte della Lega significa stare tra la gente, non stare sopra la gente o stare lontano dalla gente. Questo è l'impegno che abbiamo chiesto a Daniela Catalano ed è l'impegno che abbiamo con i nostri candidati. Impegnarci su un programma sostenibile, stare tra la gente e poi continuare con il gioco di squadra a livello regionale e a livello nazionale. Onorevole Tardino, anche lei qui oggi alla presentazione di Daniela Catalano da parte della Lega ad Agrigento. Sì, anche io qui oggi ad Agrigento per presentare non solo Daniela Catalano, la nostra candidata sindaco, ma la nostra lista. Oggi con noi c'è il nostro segretario regionale, il senatore Stefano Candiani, a dimostrazione del fatto che il partito tutto uno a compatto sostiene la nostra lista, sostiene il nostro candidato sindaco, ma la Lega c'è non solo nelle occasioni elettorali, e quello che dimostreremo poi con i fatti quando andremo ad amministrare la città, c'è anche con i fatti. Ci sarà perché cercheremo con Daniela di dare quelle risposte agli agrigentini che ad oggi non sono state date, con Daniela e con la squadra di assessori che Daniela creerà, ove gran parte spenderemo persone competenti che sono vicine ai nostri ideali. Assessore Samona, oggi qui ad Agrigento a sostenere la candidatura della Lega e della Catalano. Sì, sono qui come militante della Lega a sostegno della candidatura di Daniela Catalano. È una candidatura giovane, una candidatura che è il volto nuovo di questa città, contro logiche che sanno di vecchio e che ripresentano formule già viste del passato. Noi proponiamo una candidatura che nasce veramente dal civismo, dai cittadini, lo facciamo noi come Lega insieme a Fratelli d'Italia e insieme a tantissimi agrigentini ed agrigentine che credono in questo progetto. Daniela d'altronde ha un'esperienza consolidata come Presidente del Consiglio Comunale, dove si è fatta valere in questi anni, è un'esperienza di tante battaglie combattute e vinte, è quello che ci vuole per Agrigento. Ma intanto consentitemi un passaggio che non può che essere di ringraziamento, perché è un partito che rappresenta una percentuale ampissima, cioè il primo partito in Italia per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani, mi ha onorato del suo sostegno, un partito che si sta dimostrando di una serietà veramente fuori dal normale,
normale e che con determinazione si è messo a disposizione della città di Agrigento, ponendosi il problema di individuare una candidatura che, bontà loro, ritengono spendibile, ritengono fresca, ritengono nuova, ma anche con quella necessaria esperienza che chi vuole essere uno strumento per le pubbliche amministrazioni deve avere maturato. Io non posso che ringraziare per come sono stati caparbi e puri nel loro comportamento e nelle loro posizioni l'eurodeputato Annalisa Tardino, che rappresenta veramente la forza delle donne moderate e decise, Alessandro Pagano, il senatore che in modo delicato ma sempre presente ha fortemente voluto questi connotati di candidatura, e il senatore Candiani che pur poco conoscendomi ha veramente preso l'intensità del messaggio che come identikit ricercato è stata a lui rappresentato, e ha sin da subito sposato una candidatura che ha sentito essere per il popolo e che oggi viene qui da Agrigento. È un deputato e un senatore particolarmente impegnato, è stato più volte sindaco, quindi conosce le realtà delle amministrative, e io sono onorata che un partito come la Lega voglia sostenermi e voglia mettere il proprio simbolo accanto al mio volto per la gente, con la gente, insieme a Fratelli d'Italia, che ci hanno parimenti onorato della loro vicinanza, del loro supporto, del loro sostegno elettorale, della lista con Daniela Catalano sindaco e di tutti gli agrigentini, perché è una candidatura per gli agrigentini, per la nostra città. Sindaco, oggi presentazione ufficiale delle liste e degli assessori designati, è con un momento cruciale, a 10 giorni dal termine, facciamo un punto anche sulla campagna elettorale e come il sindaco Firetto catturerà il voto in particolare degli indecisi. Abbiamo fatto questa iniziativa perché gli incontri per ciascuna lista all'interno del quartier generale del comitato elettorale sono già avvenuti, con le norme del distanziamento, le norme anti-Covid. Adesso abbiamo bisogno di uno spazio più grande per incontrare tutti insieme i candidati, solo i candidati senza ingressi esterni. È un'esperienza elettorale questa nostra molto strana perché viviamo una condizione particolare, quella della difficoltà dell'incontro sociale per via di queste norme che sono stringenti e che dobbiamo rispettare. Poi tutto questo è capitato in una condizione particolare, in un tempo che non è solitamente quello per il quale si celebrano elezioni, di qualunque tipo esse siano, siamo a settembre. E poi, se c'è un altro dato in più, tutto questo è capitato nel bel mezzo anche di un referendum che oggi ha concluso il suo spoglio. La nostra è un'esperienza che ha guardato sin dal 2015 ad un orizzonte temporale che non poteva che essere di 2 mandati. Perché? Perché il tempo amministrativo dei 5 anni è un tempo molto corto, è un tempo abbastanza lungo per la vita ordinaria. Un figlio entra a scuola e poi lo trovi diplomato dopo i 5 anni, invece in un'esperienza amministrativa una opera pubblica la avvii e la realizzi dopo 7 anni e 8 mesi, questo dice il Ministero delle Infrastrutture come statistica nazionale. In Sicilia è ancora peggio, ci vuole il 25% in più. Allora tutto questo fa dire che programmare, ottenere i finanziamenti, portare a compimento, dare un'idea di città e poi conseguirla, è evidente che ha bisogno di un tempo che sia ragionevolmente più lungo, che sia dei 2 mandati. Se poi penso che siamo partiti da -100, cosa significa -100? Siamo partiti nel 2015 con 100 milioni di euro di debiti e allora diventa molto più lungo e più difficile il percorso. Credo che abbiamo seminato in un certo modo, abbiamo programmato in un certo modo, adesso c'è la fase in cui avrai più margini di manovra anche finanziariamente e sarà la fase in cui molte cose vedranno la luce di quelle che già sono finanziate e programmate, che fanno parte di quel grande bacino dei 70 milioni di finanziamenti pubblici esterni che noi siamo riusciti ad ottenere e quindi diventeranno progressivamente cantiere, ma sarà l'occasione per completare un percorso iniziato appena 5 anni fa. Una battuta sugli assessori designati? Sì, intanto diciamo che abbiamo quasi 14 assessori, nel senso che quelli in carica stanno funzionando, c'è una logica di continuità, abbiamo altri assessori designati. Sono assessori, uno di essi è un ragazzo, un giovanissimo, era il segno che si intendeva dare ad una città per cui
È vero che bisogna fare selezione di classe dirigente perché è molto importante, però bisogna dare anche un segnale ai giovani di questa nostra città, perché anche loro debbono essere responsabili in prima persona non solo della cosa pubblica come in questo caso, ma debbono essere responsabili anche di minimi atti ordinari che fanno la città, e questo è il grande segno di protagonismo civico che intendiamo dare. Le 7 liste le daranno una marcia in più per poter riconfermare la sua elezione? Non lo so, le 7 liste sono tanta gente in movimento, questo è fuori di dubbio, è indiscusso. È evidente che comunque l'elezione del sindaco in buona parte anche sconta una sua autonomia, e quindi una cosa importante è il voto libero è importante. Ecco, io sono per un voto che sia il più possibile libero, che questa città si affranchi dei tanti colonnelli che per troppo tempo ci sono stati e che di volta in volta hanno indicato chi dovesse sedere nella poltrona di Palazzo di Città, e mi piacerebbe invece che accadesse questo ruolo come è accaduto 5 anni fa. 5 anni fa si disse che io stavo facendo il passo del gambero, cioè da lasciare la regione siciliana per venire ad Agrigento, nella città in cui sono cresciuto, per amministrare, mi disse qualcuno, i debiti. Ti conviene? Io oggi, a distanza di quel tempo, pur avendo vissuto notti insonni per vicende del bilancio comunale, notti insonni sulla questione della cattedrale, posso dire di essere soddisfatto e di aver fatto la scelta giusta, perché poi è bello sentirti anche gente che critica, e che è giusto che sia così, però molto spesso mi è capitato di vedere gente che un momento prima mi criticava, però poi mi difendeva quando vedeva degli attacchi gratuiti. Il segno, questo è buono, è segno che vogliamo andare tutti nella stessa direzione. L'Ordine degli Infermieri di Agrigento ha concluso le elezioni per il rinnovo delle cariche. Vediamo. Si è conclusa la 3 giorni di votazioni dell'Ordine degli Infermieri. Per lei è una riconferma, un nuovo successo. Come si sono svolte? Allora, le elezioni si sono svolte in terza convocazione nelle giornate del 18, 19 e 20 di settembre, quindi abbiamo finito ieri. Questa mattina, già a cura del componente più anziano dei 3 organismi, sono stati convocati gli eletti per la distribuzione delle cariche. Con piacere posso dire di continuare a rappresentare l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento. Le cariche sono state tutte riconfermate per acclamazione, e il nuovo organismo invece vede come presidente, sempre per acclamazione, Giacinto Lo Piccolo, come vicepresidente per acclamazione Bella Calogero, e come segretario per acclamazione Antonino Mangiapane. Il sottoscritto Salvatore Occhipinti come presidente dell'Ordine degli Infermieri, sempre per acclamazione, come vicepresidente Salvatore Mentoaperto, tesoriere Sansone Lorenzo e segretario Pantalena Salvatore, e tutti e 3 sempre per acclamazione. Questo ci inorgoglisce, perché comunque noi è una riconferma per le modalità con cui sono avvenute queste elezioni, ci fa capire che comunque abbiamo operato bene. Il futuro è pieno di obiettivi nuovi, tutti improntati alla crescita professionale. Ecco, possiamo parlare di obiettivi raggiunti e anche di prospettive future? Allora, abbiamo raggiunto diversi obiettivi, uno tra quelli è la formazione. Abbiamo puntato tantissimo negli scorsi anni sulla formazione degli infermieri, e infatti abbiamo fatto una formazione di qualità fatta con docenti illustri a livello nazionale, e il futuro ci impegnerà in primis per l'acquisto di una sede ormai necessaria, visto i tempi dell'emergenza sanitaria, e considerato anche il fatto che adesso i componenti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Agrigento è abbastanza numeroso. Infatti i componenti dei 3 organismi sono in totale 28, compreso il presidente dei revisori, che sarà individuato a breve. Riguardo al momento storico che ha appena citato, dunque la pandemia e il coronavirus, il vostro ordine come lo ha vissuto e come si ha delle soluzioni, delle idee
dei suggerimenti magari da portare avanti per il futuro? Allora, azzardare delle soluzioni, delle idee è veramente eccessivo, perché soluzioni non ce l'hanno neanche i luminari, non è che si viaggia a vista. Avete delle richieste magari? Però delle richieste ce l'abbiamo, e quello che sono l'istituzione dell'infermiere di famiglia, che è già legge, quindi questo deve essere e sarà uno degli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere, l'infermiere di famiglia e di comunità, perché comunque la società ne ha bisogno, perché sarebbe l'infermiere che è di collegamento tra ospedale e territorio. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria possiamo vedere la nostra idea, che chiunque dei colleghi che è venuto a votare, abbastanza numerosi, hanno potuto vedere come abbiamo gestito questa elezione. Avevamo personale di sicurezza che obbligava a sanificazione delle mani e all'indossare la mascherina, che abbiamo comunque noi una mascherina, davamo una mascherina con il logo, e poi avevamo personale che controllava la temperatura a tutti i colleghi che venivano a votare, e personale delle pulizie che sanificavano le cabine elettorali e le matite soprattutto dopo ogni voto. Questo è importante specificarlo, dopo ogni voto, quindi ci siamo superati in questo. Ne sono orgoglioso di aver applicato questa metodica, perché comunque il virus sappiamo che c'è e dobbiamo stare attenti. E abbiamo deciso comunque di accelerare le giornate elettorali, quindi di farle il prima possibile, proprio perché l'emergenza sanitaria incombeva, per cui era necessario arrivare alle elezioni il prima possibile. Palma di Montechiaro presenta la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022, un'intera giornata al Palazzo di Città per parlare di un progetto che guarda lontano, fino al 2062. Arturo Cantella. Un'intensa giornata ieri, quella svolta a Palma di Montechiaro, che ha visto da parte del sindaco Castellino la presentazione del dossier Io sono Palma, capitale di arte, cultura e perdono, con il coinvolgimento di tanti protagonisti. Nel pomeriggio la presenza anche dell'assessore regionale ai beni culturali della regione siciliana, che ha portato il saluto del presidente Musumeci, auspicando un buon fine all'iniziativa della città del Gattopardo. Una seconda sessione pomeridiana di Io sono Palma, acronimo che sta a significare P come perdono, A come arché, L come logos, M come memoria, A come avvenire, ha visto lo svolgimento di un evento per l'appunto dedicato al perdono, e che è coinciso con la giornata in cui si celebrava il trentennale dell'uccisione del magistrato Rosario Livatino. Le mie città candidate sono Palma, sono Scicli, sono Modica e sono Trapani, le 4 città siciliane candidate a Capitale Italiana della Cultura. Era un dovere oggi essere a Palma, anche per il messaggio rispetto ai 30 anni dell'assassinio del giudice Rosario Livatino, un messaggio di perdono e di redenzione, ma al tempo stesso un messaggio di riscossa delle comunità, dei nostri territori, che dobbiamo sempre avere a riferimento che il nostro nemico comune, che è la mafia, deve essere sconfitto sì con le leggi, sì con gli arresti, ma anche con l'amore e con la redenzione. Questo è il grande messaggio che raccogliamo e che facciamo nostro nel nome del giudice Rosario Livatino. Essere a Palma ha anche questo significato, che per noi è un significato importantissimo, e quindi sostegno a Palma, sostegno a Trapani, a Scicli e a Modica, che sono le città siciliane che si contendono il titolo. Al di là di chi vincerà, sperando che vinca una città siciliana, la regione farà la sua parte. È una giornata meravigliosa, stamattina abbiamo avuto appuntamenti formativi importanti con personalità della cultura di assoluto rilievo. Il pomeriggio, il momento dedicato ai bambini e agli studenti, poi la presentazione ufficiale del dossier, dove abbiamo avuto l'onore e il privilegio di avere qui presente l'assessore regionale Alberto Samonà, che evidentemente non può patteggiare per una città, ma averlo avuto qui per noi è un motivo di grande orgoglio. E infine adesso si sta per iniziare l'evento sul perdono. Palma esiste, Palma vuole proiettare all'esterno un'immagine diversa di sé, l'immagine reale, l'immagine quella che apparteneva alla sua storia, facendo i conti con il passato per quanto complessi, ma volendo puntare a quell'avvenire che è l'orizzonte unico, è la nostra meta, perché io sono Palma, io sono perdono, io sono arché, io sono logos, io sono memoria, ma io sono avvenire. Palma ha il diritto di poter
poter urlare la sua esistenza e di potersi donare alla provincia, alla regione e al paese tutto, perché ha una storia meravigliosa da raccontare. Sì, è una giornata importante perché oggi a Palma non si parla solo di candidatura a Città della Cultura 2022, ma anche di perdono. Non può essere diversamente nel giorno dell'anniversario trentennale della morte del giudice Livatino, tenuto conto dei percorsi umani e personali di due dei sicari del giudice Livatino che hanno imboccato una strada che non è quella del pentimento, ma certamente una strada che porterà verso il pentimento vero e totale. Mi preme ricordare una frase pregnante di Rosario Puzzanghero, che è uno che sparò al giudice Livatino quando disse io non mi perdono. È morto improvvisamente all'età di 70 anni Mario Grech, fine intellettuale e già dirigente dell'ufficio del lavoro in pensione, fu anche nostro collaboratore e di lui su Facebook ne traccia un ricordo la nostra Margherita Trupiano. A Rosalba, Mangione, i figli Mattia, Antonello e Gerlando Grech le condoglianze di TVA. Punta Bianca torna a brillare ad una settimana dallo sfregio che indignò tutti. La Marna Bianca è stata del tutto ripulita, la zona era stata vandalizzata, in civili agirono armati di vernice di vari colori ed avevano imbrattato, provando anche a fare terrificanti disegni e geroglifici, vandali scatenati nei pressi dell'ex caserma della Guardia di Finanza, dove è stato compiuto letteralmente uno scempio. A ripulire l'area dunque sono stati degli eroi buoni, come hanno fatto, secondo quanto testimoniato dall'Associazione Ambientalista di Agrigento Mare Amico, i volontari hanno lavorato per diverse ore con un po' di olio di gomito, un po', dice in una nota Mare Amico, di sudore e tanta buona volontà, le macchie di vernice sono state eliminate. La Marna Bianca dunque adesso può tornare ad essere bella più che mai. Bonificata la maxi area di oltre 21.000 metri quadrati a Canicattì, dove risiedeva una cava. L'area, già posta sotto sequestro dai carabinieri del centro anticrimine Natura di Agrigento 1 anno e mezzo fa, è stata completamente bonificata con costi e oneri a carico della ditta. Arturo Cantella. Il centro anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento ha svolto un'imponente attività di controllo nel territorio provinciale, in particolare nella zona del Caricattinese, mirato a verificare le varie fasi del ciclo dei rifiuti. Indagini e attività ispettiva sono state coordinate da Procura della Repubblica e hanno posto fine a un reato in danno all'ambiente di elevate dimensioni. È stata infatti scoperta una cava dismessa di circa 21.000 metri quadrati che era diventata una discarica abusiva della frazione umida che, invece di essere trattata e trasformata in compost e quindi successivamente utilizzabile come concime, era scaricata in loco alla rinfusa con rifiuti solidi urbani indifferenziati, con dentro tutte le lattine, bottiglie, plastica, bidoni, laterizi, paraurti, insomma c'era di tutto. La cosa non è sfuggita alla dottoressa Elenia Manno, sostituto procuratore titolare dell'indagine, che grazie anche al supporto tecnico dell'ARPA hanno prelevato dei campioni all'interno della vasta area e appurato che i titolari avevano violato le norme ambientali, quindi sono state deferite 3 persone con responsabilità all'interno della stessa azienda. L'area è stata bonificata da parte della ditta dopo 1 anno e mezzo di controlli continui, ripristinandola e portandola così allo stato originale. Questa è un'operazione che è durata circa 1 anno e mezzo e che ha visto praticamente, a seguito dei controlli operati dall'Arma dei Carabinieri sul territorio, l'individuazione di un sito ultimo di destinazione della frazione umida che nelle sue progettualità doveva essere un'ottima operazione di recupero ambientale, ma in realtà non è sfuggito all'Arma che ad essere interrati e stratificati non era il compost che doveva derivare dalla maturazione e dalla trasformazione della frazione organica che le nostre case di fatto ogni giorno producono, ma venivano stratificati e interrati
i rifiuti solidi urbani tal quale, quindi frammisti a plastiche, vetri, addirittura anche sfabricidi piuttosto che residui funerari o anche parti di automobili, per cui diciamo, immaginate che l'eventuale coltura agraria che doveva nascere al livellamento del vuoto di cava non nasceva proprio sotto i migliori auspici, considerando che nasceva di fatto su un terreno fortemente inquinato. L'operazione nasce proprio dall'attività di controllo e dall'attività di lettura di fatto del territorio. È stato aperto un focus specifico dall'Arma dei Carabinieri di Agrigento proprio sull'attività di recupero, sull'attività di riciclo e sull'attività di smaltimento dei rifiuti. Quindi nell'ambito di queste attività e del più ampio ciclo dei rifiuti noi cerchiamo di costruire le varie fasi e di ricostruire le fasi del ciclo del rifiuto dalla sua produzione di fatto fino al suo smaltimento e fino alla sua finale utilizzazione. Questo ci conduce molto spesso, oltre che a verificare le modalità di conferimento, molto spesso e più nello specifico ci conduce a verificare le procedure di smaltimento di questo rifiuto, e nell'ambito di questo controllo delle discariche è nata questa attività, che sicuramente non è la sola, perché l'attività di monitoraggio di fatto continua quotidianamente da parte dell'Arma, in quanto riteniamo la salubrità dell'ambiente e degli ambienti di vita particolarmente pregnante oggi, anche in considerazione, diciamo così, della forte aggressione che c'è in capo all'ambiente. La zona, comandante? La zona, siamo nel Canicattinese. La provenienza è del centro abitato di Canicattì, ma anche dei paesi, diciamo, orbitanti nella città di Canicattì, che dovevano essere conferite come frazione organica, ma che, come avete visto dalle immagini che abbiamo proiettato, erano di fatto un rifiuto solido urbano indifferenziato. I titolari della discarica sono già stati deferiti all'autorità giudiziaria, per cui si andrà chiaramente a procedere penalmente nei confronti dei responsabili. Tuttavia è stata bonificata l'area sempre con oneri a carico della ditta, quindi i titolari, oltre ad essere deferiti all'autorità giudiziaria, hanno di fatto avuto l'onere di riportare allo status quo ante il territorio che era stato, consentitemi di dire, massacrato. In realtà io faccio appello al senso civico di ognuno di noi, perché la frazione umida dovrebbe essere frazione umida, invece nella frazione umida abbiamo trovato di tutto, quindi fondamentalmente si dovrebbe controllare ogni singolo sacchetto di rifiuto che noi conferiamo giornalmente, per cui la responsabilità delle ditte è relativa, nel senso che sicuramente può essere auspicabile, e lo è, un controllo maggiore da parte degli operatori che si occupano della raccolta dei rifiuti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. 30 anni dopo l'omicidio di Livatino sul luogo del delitto, ai piedi della stele commemorativa, ieri anche l'amico Luigi D'Angelo, presidente emerito del Tribunale di Agrigento. Vediamo. Siamo con l'ex presidente del Tribunale di Agrigento, Luigi D'Angelo. Ecco, Presidente, sono passati 30 anni. Che dire di Rosario Livatino, una persona che lei ha conosciuto, ci ha lavorato, che messaggio lanciare anche per i giovani che magari non hanno vissuto quella realtà, quel momento che ha dato il via a una stagione di piombo? Sì, 30 anni sono certamente un lungo tempo e devo dire che desta davvero meraviglia l'interesse e la frequenza di tanta gente a queste giornate di commemorazione, in un tempo in cui una notizia eclatante anche dura 2 o 3 giorni al massimo sui giornali e sulla cronaca. Evidentemente il messaggio di Rosario è molto forte, è un messaggio che porta all'impegno, è un messaggio che porta al bene collettivo senza alcuna deformazione personalistica, perché tutto quello che lui ha fatto, e lo sappiamo perché non c'era carrierismo nessuno nella sua attività, non ci sono interviste, non che le interviste siano negative, ma dico, non c'era nessuna proposizione di sé, non c'era nessuna strumentalizzazione dell'ufficio per altre ambizioni, cioè io faccio il magistrato, faccio clamore e poi magari mi candido in politica. Lui diceva e asseriva tutto il contrario nel suo libro, che potrebbe essere oggi, ancora oggi, senza nessuna aggiunta,
un codice etico perfetto per i magistrati, che devono recuperare dei buchi che non hanno fatto, perché la gran parte dei magistrati è gente sanissima che si impegna e che si lavora allo spasimo, ma ad alcuni che hanno ritenuto di utilizzare questo ruolo come un ruolo di potere, come un ruolo di proiezione esterna, personale, anziché come una responsabilità e un dovere verso la collettività. E in un discorso molto più lungo potrei dimostrare veramente come l'attività di Rosario è stata, con prove, mi verrebbe dire documentali, che nascono dai suoi scritti in epoca non sospetta, rivolto al bene della collettività e di tutti, mai al suo interesse personale. Ora, questo è un messaggio importantissimo per questa società che è ancora afflitta dal male che il Rosario riteneva il principale, cioè il predominio di interessi personalistici e di alcune deformazioni della democrazia e soprattutto dell'ancora imperante dominio di Cosa Nostra. È un messaggio importantissimo per tutti, è un messaggio di libertà, di democrazia ed è un messaggio che è indispensabile per i giovani, perché in questo momento forse di messaggi di questo tipo qualcuno ne manca. Poi devo dire che lui, per quel che mi riguarda e quelli che mi sono stati vicini, è stato un messaggio diretto. Io ho lavorato con lui anche nell'Associazione Nazionale Magistrati e guardi un po', io fui presidente e designai lui come segretario con l'accordo naturalmente della sottosezione di Agrigento, e il progetto era il rinascimento dell'etica. Credo che sia importantissimo, credo che siano valori che vanno perpetuati facendo anche forza su di noi, perché io un po' come lui non amo, io do delle interviste solo quando la finalità può essere minimamente utile per tenere vivo questa memoria, che però vedo chiunque arrivi anche nuovo in città subito chiede, subito si informa. Rosario è conosciuto nel mondo e il processo di beatificazione, nel quale è stata fatta un'indagine, un'istruttoria veramente importante, siamo stati sentiti tutti più volte e con specificazioni continue, credo che sia veramente avviato a una conclusione positiva che ci auguriamo. E anche ieri il Monsignor Bertolone ha dato una lunga intervista nel quotidiano L'Avvenire, che è il documento ufficiale della CEI, della Commissione Episcopale Italiana, e citava molti passaggi di interpretazione autentica. Sono molto grato a Monsignor Bertolone per l'opera che sta facendo e confido che questo riconoscimento possa aiutare, assieme a qualche altra iniziativa che abbiamo in mente, trasmettere questo messaggio importantissimo per la collettività, ma particolarmente per l'educazione dei giovani, che hanno veramente sembrano avere pochi valori, ma invece sono molto sensibili a dei messaggi autentici. È l'autenticità che dà la forza di questo messaggio. Grazie. 3 settimane reclusi in Libia mentre i pescatori sono sotto sequestro, i familiari tornano a protestare. I dettagli nel servizio. La segreteria generale della Confsal Pesca e vicine 18 marittimi dei 2 pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati in Libia e condivide l'iniziativa della mobilitazione dei familiari verso Palazzo Chigi, avvenuta giusto ieri. Anche noi stiamo seguendo l'evolversi della vicenda, afferma il segretario generale della Confsal Pesca Bruno Mariani, e la richiesta di incontro delle famiglie con il premier Conte è più che legittima. Anche noi attendiamo con trepidazione la liberazione dei pescatori e dei motopesca Antartide e Medinea, sequestrati la sera del 1 settembre a 38 miglia dalle coste libiche. Auspichiamo, continua Mariani, che la Farnesina e l'intelligence continuino a fare il loro meglio per arrivare al rilascio dei 18 marittimi, e pur comprendendo la situazione particolare, crediamo che a distanza di 20 giorni dal sequestro tutte le soluzioni possibili devono essere messe in campo, ascoltando anche la volontà dei familiari dei pescatori coinvolti. La Confsal Pesca auspica inoltre che i ministeri competenti si attivino affinché i pescherecci e i lavoratori siano fortemente tutelati. Ieri intanto la protesta a Roma dei familiari dei pescatori sotto sequestro. Da adesso seguiranno tutti gli iter che porteranno al rilascio dei marittimi. Stiamo sentendo diversi paesi e attori internazionali che hanno ininfluenza su quelle parti. Ha dichiarato Di Maio nel programma Porta a Porta: non accettiamo ricatti, lavoriamo senza dare tempistiche per riuscire a riportarli a casa i pescatori il prima possibile.
tutto mantenendo il basso profilo, perché aumentare la tensione potrebbe indebolire ancora qualsiasi tentativo di dialogo con gli interlocutori libici. Da Bengasi chiedono la liberazione di calciatori libici condannati in Italia con l'infamante accusa di traffico di esseri umani. L'unico canale ufficiale possibile in Libia per la liberazione dei pescatori è il Parlamento, presieduto da Saleh, che però non è in un buon momento con il generale Haftar. Per questo Di Maio ha cercato la mediazione dei colleghi degli Emirati Arabi e della Russia vicini ad Haftar. Per Salvino Caputo, responsabile del Dipartimento regionale siciliano per le attività produttive di Forza Italia, è inconcepibile che da quasi 15 giorni, nonostante le rassicurazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, i marinai dei 2 pescherecci sequestrati debbano restare ancora nelle mani dei libici, nella totale disperazione dei familiari. In una riunione, i vertici locali e regionali di ANAP Pesca impegnati in questa vicenda per chiedere il rilascio dei natanti e degli equipaggi, Caputo ha dichiarato che tutta questa vicenda è l'ulteriore dimostrazione dell'assoluta mancanza di credibilità e di autorevolezza dell'attuale governo. Mi chiedo a cosa servono le missioni del ministro Di Maio, le navi che inviamo e gli aiuti al governo libico quando non riusciamo a garantire la libertà dei nostri concittadini e la libera attività di pesca. Emanuele Fiano, responsabile esteri nella segreteria del Dipartimento Democratico, ha detto che si segue con attenzione la vicenda relativa allo sciagurato sequestro dei pescatori. In tal senso, ha aggiunto, sappiamo che il governo sta ovviamente ponendo il massimo impegno per giungere in breve tempo ad una positiva evoluzione della situazione, tuttavia in attesa di una rapida soluzione è necessario rilevare l'assoluta arbitrarietà del gesto compiuto dalla Marina del generale Haftar nel ribadire la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie dei nostri pescatori. Rinnoviamo pertanto la nostra condanna nei confronti di un atto assolutamente inaccettabile. Ci spostiamo adesso su Inebro. Il lago Maulazzo è meta di visitatori tutto l'anno. Il servizio. Il lago Maulazzo è un piccolo lago artificiale, sito alle pendici di Montesoro, a 1400 metri sul livello del mare, che ben si inserisce nel verde del Parco dei Nebrodi, rendendolo particolarmente suggestivo. Fu realizzato intorno agli anni 80 dal Corpo Forestale e ad oggi rappresenta una meta per molti turisti che amano stare nella quiete più totale, magari approfittando per un picnic sul prato dove il silenzio è interrotto soltanto dai piacevoli suoni della natura. È possibile visitare il posto in qualsiasi periodo dell'anno. D'estate l'aria è piacevolmente fresca e il sole si riflette nelle acque sempre calme, da cui ogni tanto si vedono scorgere pesci e tartarughe marine. Ciò che emerge è un gioco di luci meraviglioso tra il verde degli alberi e l'azzurro del lago, che rilassa il corpo e la mente. L'ideale è di stendersi sul prato, magari con un libro in mano del proprio autore preferito, oppure fare una lenta passeggiata in armonia con la natura circostante, approfittando per scattare qualche foto. Ed inverno lo spettacolo non è da meno, il lago è coperto da una lastra di ghiaccio, gli alberi sono spogli e la neve avvolge con il suo candore ogni cosa. Gli animali si vedono meno, forse in cerca di ripari sicuri, ma si possono comunque notare le loro impronte. I colori, l'atmosfera e gli scenari cambiano con il passare delle stagioni, ma ciò che resta immutata è la magia del posto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.